Oggi ci troviamo ad Ostiglia. Raggiungeremo un punto dell'Ostiglia Treviso, ci fermeremo poi a pranzo in un agriturismo, per poi proseguire nel primo pomeriggio presso sempre il casello del vecchio sedime ferroviario Ostiglia Treviso. Lascio la parola al dottor Massimo Arvati dell'ASL di Mantova, direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica. Ringrazio il sindaco di Ostiglia e tutti gli organizzatori di questa giornata perché siamo qua a rappresentare l'azienda sanitaria locale, perché sull'attività motoria, rappresenta una grande attività di prevenzione delle malattie croniche, delle malattie cardiovascolari, del diabete e in particolare dei tumori. E quindi si fa una grande attività di stimolo sulle persone, però è indispensabile anche che la società, i comuni, le associazioni mettano a disposizione dei cittadini le strutture per poter dare sviluppo e gambe all'attività motoria. È un progetto, come già richiamato, di Regione Lombardia insieme a Regione Veneto. Adesso lascio la parola al signor Tiziano Dettoni, che è il presidente del Comitato Valore Quattro Fiumi. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio la presenza del sindaco e del responsabile dell'ULSS che hanno partecipato a questa iniziativa promossa dall'associazione Pizzeraio, che fa parte del Comitato Valore Quattro Fiumi, che è stato costituito da circa un anno e che ha come obiettivo di promuovere il territorio con il percorso Ostiglia-Treviso, che è sì un percorso ciclabile ma che è alla base di un potenziale rilancio economico del territorio, rilancio economico anche culturale, anche turistico, anche territoriale, anche ambientale. Provaldi Umberto. Sì, architetto paesaggista, ciclopaesaggista, sono consigliere nazionale FIAB, responsabile del settore ex ferrovie, loro recupero e paesaggi della mobilità dolce. Oggi è un'occasione importante per vederci tutti e sostenere ancora una volta l'avvio di questo progetto chiamato anche strategico del completamento del recupero ciclabile dell'Ostiglia Treviso. Il punto più non critico, ma comunque ancora un po' in ritardo, no? La zona ancora un po' in ritardo sul resto del recupero, appunto la provincia di Mantova e la provincia di Verona. Sono circa 40-50 km, forse nemmeno. Si è detto che questo recupero è strategico e va visto il senso di questa strategicità del recupero è anche legata a una visione di rete europea e rete nazionale ciclabile, Bicitalia ed Eurovelo, che purtroppo qui non sono rappresentate, però in poche parole potrebbero collegare questo tratto da Ostiglia a Treviso. È un tratto molto importante perché potrebbe collegare l'Emilia addirittura col Tarvisio. Il Tarvisio è già stato recuperato dalla ferrovia Pontebbana, praticamente fino a Pontebbe, da Tarvisio a Pontebbe 50 km, poi c'è la Udine, tutta l'Alpe Adria cosiddetta, che porta all'Adriatico, ad Aquileia e a Grado. C'è tutto un sistema quindi di collegamenti a lunga percorrenza dentro i quali l'Ostiglia gioca un ruolo molto importante a livello nazionale e a livello europeo. Per dire, qui ci sono rappresentate le province, le regioni interessate, Lombardia, Emilia, Veneto, ma direi che tutta la pianura padana è interessata a questa linea diagonale
che se realizzata con continuità e con intelligenza e valorizzando appunto gli aspetti anche paesaggistici di questa percorrenza, collegherebbe il Tarvisio addirittura con la provincia di Parma e con il Mar Tirreno, per dire. Abbiamo qui oggi Claudio Solera, rappresentante del Coop Il Pifferaio, e voglio chiedere a lui da quando si interessa dell'Ostiglia Treviso. Dell'Ostiglia Treviso mi interessa da quando nel 2005 hanno fatto una manifestazione a livello nazionale a Curtarolo. Sì. Io ho partecipato insieme anche a Ilaria Reggiani, assessore alla cultura, e lì ho scoperto che esisteva un paese che si chiamava Ostiglia e che partiva una vecchia ferrovia che da Ostiglia partiva fino a Treviso. Da lì ho cominciato a capire l'importanza di questo percorso ed è dal 2005 che organizzo insieme ad altre persone delle manifestazioni a livello locale, insomma, con partecipazione anche degli amici della bicicletta di Verona, anche quelli di Bologna, e insomma ha sempre trovato abbastanza risultati abbastanza convincenti. L'assessore Ilaria Reggiani, che segue il progetto fin dall'inizio. Buongiorno. Buongiorno. E cosa ci può dire di tutto del progetto e della valorizzazione poi della Treviso Ostiglia? Sì, io sono molto felice di ritrovarci ancora qui oggi e in numeri così numerosi. Come si diceva, ormai con Claudio abbiamo una tradizione di anni di questo progetto. Lui ha iniziato a seguirlo e a ruota con lui l'ho accompagnato fin dagli inizi in questa iniziativa, e sono davvero felice di vedere che le persone che stanno seguendo questa iniziativa e questo progetto stanno crescendo di anno in anno, e che soprattutto il progetto non è più una semplice idea, un desiderio, ma sta divenendo sempre di più qualcosa di concreto, seguito dalle autorità, appunto dai rappresentanti dei comuni, delle province, delle regioni, e quindi auspico anche per il nostro paese che si possa veramente arrivare a concretizzare quanto in altre zone già è una realtà. Siamo ora all'agriturismo alle Calandre, dove incontreremo i proprietari. Siamo entrati ora all'interno dell'agriturismo, dove possiamo vedere la loro produzione. Siamo all'interno della cucina dell'agriturismo Le Calandre con la signora Mariangela. Chiediamo a lei ora quando è nata l'idea di trasformare questa vecchia casa di campagna in agriturismo. L'idea è nata nel 2002-2003 e l'abbiamo realizzata nel 2007. È stata una scelta di vita, quella di proprio vivere dei prodotti della terra, vivere lavorando la terra. Veniamo da una realtà completamente diversa, io facevo l'impiegata e quindi è stato proprio un salto nel vuoto che comunque insomma, ci sta dando tante soddisfazioni per tanti motivi che io penso che bisognerebbe cominciare a vivere tutti un po' in modo diverso da quello tradizionale. La scelta è stata fatta per questo motivo. Questo era quello che volevamo raggiungere e insomma più o meno ci stiamo riuscendo, speriamo. E perché questa zona, questa località di Ostiglia si chiama Le Calandre? Le Calandre girano diverse favole sull'attribuzione di questo nome, però noi abbiamo trovato delle stampe, una del 1004 e una del 1006 della zona, dove sono delimitati i terreni con il nome del proprietario di quegli anni. E questa è denominata S. Calandri, quindi signor Calandri. Immagino che il nome Le Calandre derivi proprio da quello. Sono Lino, sono il marito di Mariangela, la proprietaria, e principalmente lavoro il fine settimana, aiuto mia moglie a preparare i piatti che poi serviamo durante il fine settimana. Puoi spiegarci ora quali sono i vostri piatti? Allora, il nostro cavallo di battaglia sono i tortelli di zucca per rimanere nella tradizione, poi il risotto alla pilota, perché io sono di
30 e quindi noi facciamo il risotto alla pilota, poi pane fatto in casa, cerchiamo di fare insomma la maggior parte delle cose di nostra produzione. I salumi sono fatti con i nostri maiali perché alleviamo da 4 a 6 maiali all'anno e li utilizziamo per fare salami, coppe e pancette. E poi facciamo cose alternative tipo i tortelli con le mele, conditi con il gorgonzola, perché abbiamo 2 biolche di frutteto coltivato a mele e con quello facciamo mostarde, marmellate e arrosti con le mele. Stiamo cercando di introdurre un menù un po' alternativo fatto con prodotti tipici, di nostra coltivazione, di nostra produzione. Siamo all'agriturismo Ponte dei Tedeschi. Andremo a conoscere i proprietari di questo meraviglioso edificio che si trova collocato sulla tratta della ferrovia Treviso-Ostiglia. Buongiorno. Buongiorno. Qual è la storia di questo agriturismo e quando è nata l'idea di trasformare questo casolare in luogo che ospita e che dà una prima colazione? Beh, diciamo che la casa è sempre stata dei miei nonni, io l'ho ereditata e negli anni ho sempre avuto un po' l'idea di farci qualcosa. Finalmente una decina d'anni fa sono riuscito anche tramite i finanziamenti della Comunità Europea a ristrutturare e far diventare agriturismo questa mia casa. E perché questa località si chiama Ponte dei Tedeschi? Ecco, questa è una domanda un po' complessa. Diciamo che esattamente non sappiamo il perché si chiama così. Noi ipotizziamo perché da qui passava un'antica via romana che portava da Ostiglia dal Po fino al Danubio, per cui probabilmente nella cosa popolare passavano i tedeschi ed è diventata Ponte dei Tedeschi. Ma Domenico, dimmi, quanto dista la tratta Ostiglia-Treviso? Allora guarda, ci sono 500 metri da qua perché proprio la tratta, il sedime della vecchia ferrovia, tagliava in due il nostro appezzamento. Infatti mio nonno ha fatto causa alla vecchia ferrovia Treviso-Ostiglia perché tagliava proprio in due l'appezzamento. Adesso invece per noi è una grossa opportunità questa ferrovia, perché se si trasforma in una ciclabile sicuramente porterà solo dei benefici per la nostra azienda, per cui il turismo che ne deriverà, la possibilità di fare anche altre attività, per cui anche il noleggio delle biciclette o comunque magari fare dei piccoli punti sosta in questa ferrovia, per cui sicuramente porterà solo dei benefici.